no deciso al caporalato e un avvertimento: mancano 1.000 lavoratori stagionali nelle campagne padovane. Sono questi due grandi temi emersi dal convegno CIA Padova tenutosi al Crown Plaza il 20 aprile dal titolo Legalità, lavoro e innovazione nell'impresa agricola in trasformazione. A ribadire un deciso rifiuto del caporalato nel territorio sono gli stessi agricoltori, pronti a sostenere tutti i controlli necessari in questo avvio di stagione, perché il raccolto venga eseguito senza irregolarità e soprusi. Ecco dunque che CIA Padova, partner del progetto Farm, filiera dell'agricoltura responsabile, richiama i valori condivisi da tutti i partecipanti al progetto, un punto di partenza da cui prendere atto per una maggiore responsabilità che favorisca l'emersione del fenomeno ed un'attenuazione alle vulnerabilità degli agricoltori, auspicando una sempre maggiore collaborazione fra i diversi attori, quali organizzazioni agricole, lo Spisal, l'INPS e l'INAIL. Come organizzazione sindacale è necessario affrontare anche le tematiche scomode e spigolose, come per esempio il caporalato in agricoltura. È un argomento difficile che però deve essere affrontato nelle sue diversi punti di vista. Abbiamo avuto un parterre estremamente interessante di relatori, da un lato l'Università di Verona, la professoressa Calafà, che ci ha dato un resoconto della situazione attuale del mondo del lavoro in agricoltura e dei potenziali difficoltà che ci sono nella regolarizzazione dei lavoratori. Abbiamo avuto l'Ispettorato del Lavoro che ci ha ricordato le sanzioni che riguardano l'utilizzo irregolare di manodopera e abbiamo avuto la Regione del Veneto, con la quale devono essere affrontati ovviamente tutti questi temi pensando a quello che sono i centri per l'impiego e Veneto Lavoro. CIA si dice pronta a predisporre una specifica formazione su questi temi, al fine di prevenire il più possibile incidenti o situazioni problematiche. La prevenzione dello sfruttamento lavorativo e del caporalato in agricoltura è un obiettivo complesso che rende necessaria l'interazione tra più soggetti, imprese, istituzioni, parti sociali, volti a un'attenzione particolare alla trasformazione in corso economico-produttiva, climatica e socio-economica. Su questo abbiamo lavorato nei diversi territori con attività di outreach, cioè di presa di contatto, messa in contatto con queste persone, e oppure di centri d'ascolto dedicati. Abbiamo lavorato con i centri per l'impiego. Noi consideriamo la struttura pubblica dei centri per l'impiego l'asse nel mercato, e quindi attività di formazione e sensibilizzazione e di messa in rete di questi centri per l'impiego. Abbiamo lavorato con i servizi pubblici, in particolare immaginate i servizi sociali o i servizi di trasporto, con una modellistica su questo, e siamo qui oggi perché l'altro punto è proprio quello, il lavoro con l'impresa agricola. Ma dal convegno CIA è emersa un'altra importante questione, ossia la mancanza di almeno 1.000 lavoratori stagionali nel territorio, una carenza di non poco conto, essendo ormai alla vigilia della stagione di raccolta. Frutta e ortaggi rischiano di non avere abbastanza raccoglitori e questo non potrà che ripercuotersi negativamente su aziende e produttori. Cerchiamo di dare risposte invece anche agli elementi ministeriali su questo, e quindi il centro per l'impiego per noi deve essere l'elemento importante che deve essere calato nel territorio, perché il centro per l'impiego deve essere dato il valore giusto per dare quelle risposte concrete alle nostre aziende nel momento in cui ricercano manodopera, e soprattutto quella manodopera relativa alle cooperative di servizio. Ecco, quindi il centro per l'impiego, che in questa autoriforma del lavoro è stato un po' spogliato delle sue funzioni, deve essere invece valorizzato nelle sue funzioni per dare risposte concrete alle aziende agricole.